reso noto il programma con tutti gli appuntamenti dei festeggiamenti in onore di San Gerlando. Agrigento e l'Arcidiocesi lo festeggiano dal 17 al 25 febbraio. San Gerlando è il santo patrono di Agrigento. Si inizia con la visita dal 17 al 20 febbraio delle reliquie del santo patrono in alcuni comuni della diocesi. Quest'anno, oltre ad Agrigento, saranno i comuni di Cammarata, Aragona e Villafranca Sicola ad accogliere i resti mortali del santo. Tra le tante iniziative collaterali e culturali, quella dell'inaugurazione del percorso storico, documentario, il reliquiario del dito di San Gerlando in cristallo di rocca di epoca araba e del rapporto del santo con il periodo normanno-svevo. Non mancheranno i laboratori sulla figura di San Gerlando al Museo Diocesano, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. La processione con le reliquie del santo sarà sabato 22 febbraio, con inizio dalla cattedrale fino alla Basilica dell'Immacolata, chiesa giubileare, per ripartire dopo la Santa Messa e ritornare in cattedrale. Il percorso vede via Duomo, piazza Bibirria, via Bacbac, via Matteotti, via Atenea, via Pirandello e viceversa. Il giorno della solennità, che sarà martedì 25 febbraio, nella chiesa cattedrale alle ore 18 è in programma il solenne pontificale presieduto da Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo della diocesi di Catanzaro Squillace e postulatore della causa di beatificazione del venerabile giudice Rosario Livatino. Concelebreranno il cardinale Francesco Montenegro e i sacerdoti della diocesi agrigentina. Durante la celebrazione la città di Canicattì offrirà l'olio per la lampada che arde dinanzi all'urna che custodisce le reliquie del santo e il corpo della polizia locale di Agrigento reciterà la preghiera a San Gerlando. Reso noto anche un video promozionale del santo. Il furto della memoria, la perdita della storia, il recupero dell'arte, lo stimolo per la fede. Le reliquie del protettore al centro della festa di San Gerlando. Agrigento, 22, 23, 25 febbraio.